T'ho voluta bene, tu m'hai voluta bene, ma non c'è mamma ch'io, ma è volta tu, distrattamente piensa a me. Ma non c'è mamma ch'io, ma hai volta tu, distrattamente. Bellissimo, meraviglioso, è stato veramente bello, sì. Musicisti eccezionali e lei un'attrice sempre bravissima. Anche il tema. Se l'aspettava così? No, è stata una piacevole sorpresa. Una Marisa Laurito diversa. Che impressione ti ha fatto questo spettacolo? Devo dire che lo spettacolo ha confermato le mie aspettative, anzi le ha superate, e devo dire pure con piacere che il palinsesto sta andando veramente bene, e ho visto un teatro pieno in un infrasettimanale e sono molto molto contento della stagione teatrale. Marisa Laurito cosa dici? Un pezzo da 90, veramente, grandissima, grandissima. Beh, direi proprio di sì, all'altezza, perché Enzo è un grande compositore, è un grande poeta, e poi c'è anche l'arte teatrale di Laurito che è stata eccezionale veramente. Ho anche visto il pubblico che ha risposto molto bene, quindi sicuramente un 10 e lode. La signora che dice, che ci dice dello spettacolo? Mi è piaciuto molto, come a tutti pensano, Gragnaniello è un grande. Testi intensi, un po' troppa enfasi, però è stato bello, molto bello. Sì, era iniziato in maniera strana, devo dire. Adesso devo però raffreddare le corde dell'emozione, perché praticamente ci sono alcuni momenti toccanti, viene la lacrimuccia pure all'occhio. Poi io ho un po' di sangue napoletano nelle vene, per cui questa musica peraltro fatta bene, i musicisti erano bravissimi, c'è stata grande intensità. Ho passato 2 ore bene. Molto bello, ben fatto, con Marisa Laurito, che insomma non è una certezza, però c'era uno spettacolo nello spettacolo, perché la musica è stata veramente entusiasmante, che ha spaziato dalle canzoni tradizionali napoletane benissimo interpretate, ma anche a tanti ritmi, dal jazz al blues al rock, veramente entusiasmante. E poi Marisa Laurito, ovviamente, una certezza. Il centro della pubblica che mi sapeva, adesso mi a te! Molto ricco, sia come contenuti, ma anche come scenografia e tutto. Bellissimo, bello veramente. Eccezionale, bello veramente. Stati favolosi. Viva Marisa Laurito. Meraviglioso, complimenti alla direttrice Roberta Torre che ci ha portato quest'altro capolavoro. Marisa Laurito, un'istituzione, è quel poeta di Gragnaniello, il cognome è difficile ma la sua arte è grande e incontenibile. L'amore è rivoluzionario, Napoli d'altronde ha rivoluzionato il mondo con la sua poesia, con la sua musica, con la sua bellezza, e diventa veramente metafora di ciò che è vanto dell'umanità. Quindi questa sera l'amore, che è una cosa semplice ma poi così complicata da dimostrare, vivere e condividere, è stato ampiamente dimostrato e sigillato dalla musica e dalla grandezza di questi grandi artisti. Uno spettacolo musicale mancava. Uno spettacolo musicale mancava, ed un cartellone evidentemente ricco e completo, quindi siamo felici, ce n'è per tutti i gusti. Beh, spettacolo entusiasmante, poi l'amore declinato sia in prosa che in musica, e poi il maestro poi, è veramente un grandissimo artista. Poi la musica napoletana ci tocca anche nel cuore, è un gemellaggio anche con la musica nostra del nostro territorio, quindi ancora di più questo spettacolo, che per me è stata una sorpresa. Mi aspettavo una commedia, invece uno spettacolo musicale a tutti gli effetti, quindi veramente bello, e poi anche un pubblico molto appassionato, attento, e quindi questo ci dà ancora più lustro, perché è sempre cultura quella che si fa, e quindi ci fa veramente immenso piacere. Grazie, buonanotte.